Va ora in onda L'Avvocato risponde. Eccomi amici, buonasera da Massimo Leonardi a L'Avvocato risponde in diretta su Radio Libertà. Ce l'abbiamo fatta, siamo connessi e c'è anche in collegamento, e la saluto subito, l'avvocato Collovati, Celeste Collovati, che ci segue in diretta. Ciao, non la vedo. Mi sentite? Molto Sì. bene, molto bene. Ottimo. Ti sentiamo un po' sottovuoto, non so, sei in bagno a fare la diretta? No, non sei in No, toilette. sono dentro una scatola di vetro. Sei una scatola, no, sei in una sala riunioni secondo me, perché si sente un Sì. suono molto molto buono. Quindi, cara Celeste, non sei venuta da me oggi perché c'era traffico, lo so. No, purtroppo mi toccava lavorare. Lo so, abbiamo fatto altri appuntamenti, lo so benissimo, Esatto. però l'importante è che ci sei. Do subito il numero della diretta. Ecco, Cele. bravo, Io daglielo sono qua subito. e faccio un po' io le tue vesti oggi, però tu, importante. Grazie. Prego. Allora, 0292 94 7222 per chiamarci in diretta, oppure per scriverci su WhatsApp, perché arrivano anche tanti messaggi, e saluto anche Natalia perché è sempre gentilissima e ci filtra alcuni messaggi che arrivano. Ecco Max, lasciami Dimmi. dire una cosa. Vai, però, che vai. l'abbiamo detto anche ieri. Vai. Io continuo a dirlo e spero che ci sentano forte e chiaro i nostri ascoltatori. Noi siamo dispiaciuti quando non fate chiamate, non ci chiamate, perché comunque lo diciamo sempre, le chiamate, i racconti dei vostri casi, insomma, per noi sono fondamentali, sono chiaramente degli appigli per i quali poi possiamo parlare e dilungarci e raccontare, insomma, magari anche altri aneddoti. Quindi chiamate, anche se non si parla dell'argomento del giorno. Noi, come sapete, spaziamo sui vari argomenti giuridici, purché giuridici, e comunque abbiamo anche colleghi vari che si occupano poi di altre materie, quindi ci fa piacere. L'avvocato Collovati potrà lasciare il numero in diretta, così la potranno chiamare anche di notte. 92, no, perché la radio è chiusa di notte. No, il tuo numero, Celeste, dicevo, così possono chiamare. No. No, se vuoi. Quello non si lascia. Non si lascia mai. No, perché sai, No, giustamente esatto. noi siamo disponibili, però fino a una certa ora, non facciamo orario continuato, giusto? Però, no, certo, ma per casi appunto, quindi ne eccezionali sì, però, approfittino. perché noi abbiamo lavorato, ti ricordo, l'anno scorso, il 1° di gennaio, tu non ti ricordi perché sei... Sì, certo che me lo ricordo, no. Beh, ma noi veramente lavoriamo sempre, Ma certo, anche ma è giusto così. fine agosto. Ma giustamente, allora, come diciamo sempre, la professione in generale, qualsiasi professione, richiede una dedizione particolare, anche in orari dove a volte si dice siamo chiusi. Ma che vuol dire chiusi? C'è un medico... Beh, non siamo uffici pubblici. No, dico in generale, comunque ci sono delle emergenze, perché le emergenze possono essere anche per noi, cioè voglio dire, può essere una persona che viene investita, una persona che, sai, quindi dobbiamo essere disponibili e lo siamo volentieri, quindi questo è il concetto che diamo a tutti, è quello di trovare sempre professionisti, in generale anche medici, insomma, con cui si crei un rapporto tale per il quale a qualsiasi cosa possa succedere di urgente ci sia, l'altra persona ci sia, il professionista ci sia. Per me questo è molto importante da dire, insomma, e quindi voglio dirlo. Innanzitutto, cara Celeste, voglio fare un'introduzione di quella che sarà la puntata di oggi, perché l'abbiamo già condivisa, certo. Ma volevo che tutti ci ascoltassero. Parleremo di un tema che ultimamente stiamo affrontando tanto, anche noi come studio legale, perché riguarda tutti noi, è di dominio pubblico e riguarda la pubblica amministrazione. I silenzi, la chiamerei la puntata come fosse un romanzo. Sembra un film. Un romanzo thriller. I silenzi della pubblica amministrazione. Ora, noi ridiamo, però non c'è tanto da ridere. C'è poco da ridere. C'è poco da ridere, qua c'è da piangere, perché la pubblica amministrazione, e non me ne voglia qualcuno, perché poi dirò un altro aneddoto, che dovrebbe essere l'esempio della probità, della trasparenza, della repentinità, è proprio quella che a volte latita da questo punto di vista. Ora, mi spiace, e lo voglio dire a chiare lettere, perché ci sarà sicuramente qualche ascoltatore che lavorerà nella pubblica amministrazione. A me spiace tanto, ma non si deve offendere. Certo, ma è chiaro che noi ci riferiamo in base alla nostra esperienza, ovviamente lavorando a contatto appunto con persone che ci portano casi di errori, certo. di inerzie della pubblica amministrazione, possiamo portare la nostra esperienza. Poi certo che ci sono anche delle eccezioni, lo voglio sperare. Certo, ma quello che però mi viene da dire è che dovremmo pretendere che la pubblica amministrazione sbagli come tutti, innanzitutto come sbagliamo noi, ma una cosa non erri, diciamo, nella repentinità, nella
e cercare di essere brava, cercare di essere proattiva. Ecco, questo che io in generale, è un concetto generale questo, riguarda, non è che specificatamente, perché è chiaro che nei pronto soccorsi sono perentori, ma in generale quello che vediamo è che quando abbiamo a che fare con la pubblica amministrazione, un qualcosa che, con tutto rispetto, un privato farebbe in 5-10 minuti, delle volte loro ci impiegano mezza giornata. Questo mi viene da dire molto ma magari, semplice. Ecco. purtroppo anche di più, E anche di tu più. ben sai. Adempimenti su adempimenti. Per fare un passaporto devi diventare ormai Einstein, cioè per fare un rinnovo marche da bollo F24, cioè rendiamo più semplice quello che è il meccanismo della pubblica amministrazione. Sì, sono d'accordo. Se no non ne veniamo a capo, Celeste, non ne veniamo a capo. Poi nel 2025 sì, deve essere così, con tutti gli strumenti che abbiamo. Non è possibile, io sono ancora scioccata che in particolare all'INPS si facciano dei conteggi manuali, cioè scusate, ma nel 2025 è praticamente inconcepibile. Cioè, al di là dello sfogo, io credo che sia inconcepibile, anche perché, cioè, ormai, per dirti, ovunque, anche in aeroporto, non ci sono neanche più comunque le hostess che ti staccano la carta d'imbarco, ormai fai tutto online, anche l'invio dei bagagli, quindi voglio dire, non è concepibile che ci siano persone, magari anche neolaureati o comunque insomma le prime armi, che facciano manualmente i conteggi magari di anni e anni di contribuzione versata. Capite bene che l'errore è dietro l'angolo, sì, è ovvio. Poi soprattutto, Celeste, esattamente come dici tu, cioè non è che pretendiamo che ci sia una trasparenza. La trasparenza è un principio costituzionale, ma è possibile che dobbiamo sempre essere noi a lanciare l'input? Ma vi posso assicurare che siamo a mandare 3-4 PEC ogni giorno no, ma tantissime PEC, dove chiediamo noi, dovrebbe essere loro che dicono, cioè questo che io domando. È così che vogliamo confrontarci con i nostri concittadini. E poi ricordo sempre che chi è nella pubblica amministrazione un domani potrebbe subire anche lui stesso questa inefficienza, cioè, non è che per forza se è lì, cioè, quindi a sua volta potrà subirlo. Quindi invitiamo tutti i cari funzionari e chi ci ascoltano a semplificare, a non per forza rendere la vita così per il bene di tutti. Manca una firma su un documento, va bene, ma se è una firma importantissima chiaramente si deve pretendere. Se è una firma di cui si può soprassedere, la pratica va avanti lo stesso, signori, se no non ne veniamo più a capo. Ecco, poi secondo me una cosa che ho riscontrato, che anche tu potrai confermarmi, è che spesso vengono da noi persone che sono state prima all'INPS ma hanno parlato con 3-4 persone diverse. Anche questo è sbagliato, a mio avviso, perché comunque, cioè, anche per una questione di chiarezza dovrebbe essere solo una, al massimo 2 persone che seguono insieme la questione. Noi ovviamente non possiamo farvi nomi, abbiamo proprio attualmente tanti casi, ma me ne vengono in mente 2, in particolare uno che è proprio, tra l'altro, in giudizio, siamo finiti, dove comunque la signora, prima di venire da noi, giustamente aveva tentato degli approcci lei, perdendo anche del tempo, mi spiace dirlo, ma ovviamente l'ha perso, dove comunque ogni volta le rispondeva una persona diversa, idem un'altra per un caso di reversibilità. Ma voglio dire, siamo capaci di mettere un resoconto ai funzionari, sono capaci di mettere sempre con il computer, non a mano, ma ci sarà uno strumento che tiene traccia di tutte le richieste che fa un contribuente, no? Così come quando chiami un'azienda al call center, se chiami Amazon, chiami qualsiasi altra azienda, se c'è un problema, chi l'operatore lascia scritto, così l'operatore dopo, quando prende in mano la pratica, capisce qual è il problema. Se no siamo al punto di prima, cioè questa è la roba, è la BC. No, è chiaro che i tempi si allungano, è come se venissero da noi chiaramente dei clienti e noi passassimo la pratica a altri tra poi di noi, loro arrivano e devono rispiegare ancora tutto, impazziscono. Cioè è ovvio che questo decelera appunto il tempo, l'efficienza, eccetera, eccetera. Quindi vedete che ci sono veramente tante, a mio avviso, cose da sistemare all'interno. Poi io mi concentro principalmente sull'INPS, però ovviamente la pubblica amministrazione è un termine molto ampio. Anche, ecco, lasciami dire, spesso noi abbiamo, come sai, a che fare anche, per dire, con comuni, perché magari le persone ovviamente si rivolgono a noi anche dipendenti pubblici, e chiaramente dobbiamo avere a che fare col comune anche nell'ambito del lavoro. Per esempio, come tu sai, mi è capitato di dover scrivere più volte e ancora non ho ottenuto una risposta positiva. Anche lì
Sì. per un ex dipendente di un comune, un piccolo comune che non penso sia Ho capito popolato da chi stai tantissime dicendo, hai persone, capito. e hanno, cioè voglio dire, per ottenere un TFR, non un TFS in questo caso, perché ricordiamo che i dipendenti pubblici hanno diritto al TFS, il trattamento di fine servizio, che è la stessa Va bene, cosa la del stessa, TFR, diciamolo ma si che è chiama uguale al così. TFR, esatto. Esatto, si chiama in questo modo. Cioè, questo povero signore non l'ha ricevuto per anni, ha provato anche lui a scrivere all'INPS perché nel frattempo il comune lo aveva tutto depositato all'INPS, però è assurdo che il comune non sappia dare la cifra totale del TFS depositato di questo signore che è stato per anni, 30 anni il loro dipendente. Ma l'hai Cioè, è fatta la assurdo che non diffida abbiano. poi? Certo, sì. È assurdo che non abbiano, cioè, esatto, poi noi No, siamo costretti ovviamente a intervenire con diffide, quindi qua arriva il tema degli strumenti, cioè gli strumenti per agire a tutela del cittadino, per agire contro la PA ci sono e noi appunto ci facciamo portavoci e li utilizziamo. Però come sfogo generale mi viene da dire appunto capisco bene l'arrabbiatura di un cittadino magari neanche troppo avvezzo a scrivere a questo tipo di incombenze che giustamente si rivolge a noi arrabbiato e dice ma è possibile che io non conosco neanche la cifra del mio appunto del mio TFR, non mi è mai stata data e certo. capite bene che come ogni azienda anche un comune avrà un ufficio paghe, cioè è assurdo che non lo No, sappiano. ma sicuramente, Quindi cioè, stiamo vivendo un momento storico comunque difficile, perché comunque la gente è insoddisfatta. Adesso capisco, cioè, qua siamo a livelli che una persona è andata via e da 2 anni, 1 anno e passa che non riceve i soldi, cioè è inaccettabile. Cioè, voglio dire, adesso, a parte sì, tutto, sì, il signore anche di più. esatto, ci può essere un ritardo, però soprattutto qua è doppio la cosa. Cioè, uno è i Sì, soldi, ma anche il riscontro che manca. Cioè, qua siamo a livelli che non manca riscontro. io Siamo a quello livelli dico. di una PEC che io mando all'ufficio tot e mi risponde che non è competente all'ufficio tot senza spiegarmi niente, l'altra pratica che abbiamo gestito ieri. Cioè, capite che siamo completamente fuori registro, cioè con mail dove i funzionari non si firmano, dove non si identificano. Cioè, capite che anche per noi è difficilissimo lavorare in queste situazioni. Questo Per è me quello. è difficile, poi c'è anche da dire che per fortuna vuole che il nostro titolo, comunque la diffida Sì, di un certo. avvocato, sicuramente crea No, un privato ancora. praticamente è un uomo morto, ovviamente scherzo Ma come. infatti il mio consiglio quando si ha, ecco, poi qua io dico sempre, quando si ha un problema, il mio consiglio è rivolgersi quasi subito, perché sennò si rischia di perdere tempo con questi Sì, sì, portali, sì, INPS non ce la si fa, risponde, non ce la si fa, di se no. andare subito, esatto, da un avvocato, possibilmente esperto, perché appunto, lasciami dire, perlomeno, perché sennò veramente vado via e cambio lavoro, Sì, la nostra sì, certo. il nostro titolo ancora funziona, quindi poi con Sicuramente, insistenza no, noi riusciamo a no, ottenere ecco, le quello è cose. chiaramente quello che noi riusciamo a ottenere, ma non è che vogliamo scoraggiare le attività autonome, ma è chiaramente non si ottiene individualmente, ma Però è così. parla chiaro, che sono arrivate della gente che da noi recentemente, che ha da anni, Sì. come avete fatto? È il nostro lavoro, cioè non è che abbiamo fatto niente di che. Evidentemente se lei è specializzata in quant'altro sarà più brava a ottenere un risultato rispetto che io non lo sono, cioè Sì, no, ma ancora una volta è la riprova che bisogna poi subito, appunto agire. agire Secondo me, cioè, utilizzare quei canali che loro mettono a disposizione, abbiamo visto per esperienza che tempestivamente. non serve, Brava. per cui bisogna mandare comunicazioni molto dure, che non vuol dire poi dover finire per forza in causa, però diciamo che l'atteggiamento deve essere questo. E se mettete un avvocato che vi assiste, che vi appunto tutela, diciamo che l'atteggiamento poi cambia. E anche Certo, questo, cioè se devo dirlo da cittadino non lo trovo giusto, chiaramente. Poi è chiaro che se devo difendere il mio lavoro, certo. mi va bene così, ecco. Sì, sì, va bene, Quindi però comunque gli strumenti ci sono. Poi abbiamo il ricorso amministrativo contro i provvedimenti INPS che ci, come dire, aiuta anche se anche in quel caso non è obbligatoria la risposta dell'INPS e questo anche lo trovo assurdo che l'INPS per giusto, legge no, non sia bravissima, bravissima. obbligata a Concordo rispondere. Cioè, secondo me è pienamente. proprio sbagliata la legge, come Giusto, dire, giusto. Cioè, all'origine, eh? E quindi, no, ma poi c'è, però, scusami, non scoraggiamo a sì, utilizzare questi strumenti che devono essere utilizzati bene da una persona esperta, da un avvocato previdenzialista, perché sennò fate ancora peggio, a mio avviso.
a meno che proprio non siate anche voi degli avvocati ovviamente. Io penso che appunto questi strumenti poi alla fine, alla lunga servano. Non si va subito in tribunale, e questo lo diciamo sempre, quindi per i più spaventati che non si Certo. vogliono, come dire, avvicinare a Sobbarcare queste esatto. tensioni o quant'altro, chiaro che non si va subito in giudizio, si tenta sempre la via stragiudiziale insomma, però E noi tante volte riusciamo anche appunto a risolverla così, perché poi il nostro intento è anche appunto anche noi non abbiamo questo gran piacere a dover no, sempre no, sobbaccarci no, no. cause, perché poi anche per noi c'è un'alea del giudizio, Ma eccetera, poi eccetera. soprattutto, Quindi cioè nel senso, il vantaggio per tutti sarebbe trovare una quadra, come si dice, no, dalle nostre certo, parti, nel senso infatti, che alla fine, infatti. ripeto, poi soprattutto se dall'altra parte c'è lo Stato, quindi perché no? Cioè, si trovano tra privati, io vorrei avere uno Stato che quantomeno tenta di essere proattivo da questo punto di vista. Partecipe Abbiamo e in casi in cui collabora, poi invece noi ci costringono, perché è la verità, ci costringono ad agire. Cioè noi siamo costretti ad agire in giudizio, perché la spesso pubblica sì. amministrazione non risponde, non so se sono stato chiaro, forse la gente non ha capito, la pubblica amministrazione non risponde a delle richieste, o se risponde, risponde in modo incompleto e ci costringe, noi avvocati, a fare causa. Questa è la realtà dei fatti, Vero. circoscritta ovviamente al nostro settore, che è quello previdenziale e legato a questi aspetti. Ovviamente non vogliamo generalizzare sempre in tutto, come sempre. Su questi aspetti noi siamo, lo diciamo perché lo tocchiamo con mano, cioè se non è che inventiamo delle, No, no, cioè voglio infatti dire, per lo noi viviamo tutti i giorni, è un qualcosa che noi vogliamo condividere con i Per noi teleascol sono esperienze, per quello che dico, io penso che la nostra chiacchierata, come la chiamo giusto. io, in questa trasmissione per me è sempre molto utile, perché al di là, cioè noi più che, come dire, concentrarsi sugli aspetti tecnici, che se volete possiamo tranquillamente esporvi, però più che gli aspetti tecnici di cosa dice una legge, No, beh, ma piuttosto è che giovedì sera, Celeste, no? tendiamo, no, ma più che altro poi, cioè secondo me, nel senso, lo capirebbero solo dei nostri Ma colleghi certo, probabilmente. brava. Tendiamo a, come dire, tenervi allerta, però dovete ascoltarci, perché poi non mi va neanche di sentir dire: no, ma non vado dall'avvocato, risolvo attraverso il patronato", fa anche rima. Sì, Io vi dico che brava. questa rima non funziona molto. No, allora, per carità, anche lì bisogna fare un distinguo. Ci sono persone che lavorano in patronati, ma bisogna essere fortunati. Noi abbiamo un consulente che comunque fa parte di uno di questi grossi sigle, ma è veramente bravo. Scusa Se Celeste, venite da abbiamo noi scusa, ti fermo Celeste che abbiamo una sì, telefonata. Scusa se ti interrompo, ma c'è un telespettatore che salutiamo. Chi è? Da dove chiama? Buonasera. sì, buonasera. Eccomi, io sono Michele Caruso e chiamo dalla capitale, ma in quanto Michele Caruso sono un opinion leader che interviene sovente da Antonio Danni. Perfetto, allora dalla capitale, parola a lei, mi dica. Sì, Buonasera, comunque Paolo. abbastanza conosciuto nell'ambito di Radio Libertà. Buonasera allora. Dunque, buonasera. Io vorrei parlare del contenzioso Sì. che rappresenta l'insieme delle controversie legali che possono sorgere tra lavoratori, datori di lavoro, enti previdenziali o sindacati, spesso derivanti da violazioni di diritti o obblighi contrattuali e normativi. In ambito lavorativo e previdenziale il contenzioso riguarda questioni di primaria rilevanza procura, come le vertenze di lavoro, le controversie previdenziali e le vertenze sindacali che richiedono un approccio tecnico e strategico per la risoluzione. Perfetto. E dunque il contenzioso in ambito lavorativo e previdenziale può manifestarsi in diverse forme, ognuna con le proprie specificità e complessità. Certo, le rispondiamo subito. Grazie signor Caruso che ci ha chiamato. Vado a concludere un Prego. attimo. Ci sono le principali tipologie che sono il contenzioso del lavoro, previdenziale, vertenze sindacali e verbali ispettivi. Io le vorrei chiedere l'importanza della gestione del contenzioso che potrebbe spettare a un legale, come va ad espletarsi? Da Michele Caruso, grazie e buon proseguimento. Grazie Michele Caruso dalla capitale, Grazie. è un caro affezionato telespettatore, quindi Come rispondiamo. va? Non ho sentito. Cos'è che Ha detto come va? in che vesti noi possiamo, diciamo così, essere diciamo così, parti, no, di questa controversia, no? Aspetti giuslavoristici e previdenziali. Lui dice che ovviamente è un settore dove si litiga, è inutile negarlo, da ambo le Sì. parti, ovvero a noi è capitato, Sì. a me è capitato, e vado a rispondere, che di assumere le doppie vesti, una
la veste a tutela Certo. del lavoratore licenziato. Seconda veste dalla parte opposta, ovvero dalla veste dell'assistenza all'azienda che ha licenziato un collaboratore. E cosa dire in questi casi? Uno, che se tu difendi un soggetto, un dipendente che è stato licenziato, dovrai ovviamente impugnare il licenziamento e tutelare i suoi diritti e verificare che il licenziamento non sia stato legittimo, cosa che avviene molto spesso, ovvero il licenziamento è stato strumentale, l'azienda ha cacciato il dipendente ai fini così, strumentali, non rispettando quelli che sono i canoni, che sono evidentemente quelli della giusta causa. Quindi se tu hai questa veste devi verificare questa cosa. Viceversa, a me è capitato anche di assistere aziende che invece hanno licenziato un dipendente dove abbiamo provato che era per giusta causa. Magari l'esempio può essere la classica comportamento non in linea con le policy aziendali, uso distorto del cellulare, assenza sul posto di lavoro, assenze ingiustificate. Allora in questo caso il licenziamento si prova che è giusto. Quindi la nostra veste in questi casi è molteplice e siamo coinvolti in una doppia veste, per non parlare poi dell'aspetto previdenziale che lascio dire a te. Sì, volevo ricordare esatto che abbiamo fatto in questa sede delle puntate proprio su quelle che sono, come giustamente dici tu, le tutele dal lato lavoratori e dal lato del datore di lavoro. È ovvio che sono due ruoli diametralmente opposti. Noi ovviamente cerchiamo di essere sempre dalla parte del nostro cliente, se ovviamente ci sono le ragioni, perché poi sia da un lato che dall'altro, lasciami dire, è nostro dovere anche deontologico e professionale, qualora non ci siano i presupposti per una causa, eccetera, ovviamente specificare che non si può fare causa. E sì, anche dal lato previdenziale noi, appunto, come dicevamo prima, a differenza del rito lavoro, diciamo che dal punto di vista procedurale è lo stesso, il rito si applica anche alla previdenza e al rito lavoro. Rispetto al rito lavoro, dove comunque una questione giuslavoristica tendenzialmente poi va tutta analizzata in prima udienza, tutto si sviscera appunto nella prima udienza davanti al giudice, nella previdenza, come vi dicevamo poc'anzi, si ha un passaggio intermedio che può anche finire lì, che è appunto la possibilità di opporsi ai provvedimenti dell'INPS o delle Comunque, casse ecco, private si può con un dire, ricorso amministrativo. si può dire che rispetto una buona notizia, rispetto ai tempi della giustizia civile, quella giuslavoristica è un po' più Sono breve. molto più Esatto, corti, quindi certo, c'è possibilità più in primis veloci. di ottenere un accordo stragiudiziale in ambo le parti, di più quello legato al licenziamento, perché evidentemente poi anche il datore di lavoro non vuole fare causa, quindi qualcosa da sempre riconosce spesso, no? E quindi si trova un accordo. Sì. Cioè, se tu volevi le telefonate, adesso ce n'è un'altra, beccati questa. Bene. Con chi Pronto? parlo e da dove Buonasera. mi chiama? Buonasera. Sì, buonasera, sono Jabbar Abdul. Benissimo, buonasera Abdul. Mi dica. Ci dica. Allora, io ho avuto un gran problema qui in Italia. Mi chiamo Jabbar Abdul e sono residente a Trenzano, provincia di Brescia. Sì. Sì. Allora, io praticamente stavo andando giù in Pakistan nel 2022, 23 di dicembre, e avevo un volo per andare giù in Pakistan. Avevo un borsello che c'erano dentro 9.000 euro di contanti, Sì. più tutte le mie documentazioni. In area check-in, sotto l'area sorveglianza, mi hanno rubato il mio borsello, che c'erano Dove? tutti In che i aeroporto? documenti, più 9.000 euro di contanti, con le ricevute e tutto. Perfetto. A Malpensa, giusto? A Malpensa sempre, Ok. sì. Quando è successo? Ripeta la data? 23 di dicembre 2022. Ok, avrà fatto denuncia, no? Lei Abdul ha fatto denuncia, spero. Me lo hanno solo lasciato la denuncia, ma non gli hanno fatto mai niente di chiamata, proprio niente, né udienza né niente. Ho preso un avvocato di Bresciano. E quindi? Quindi la causa è andata quasi 6-7 mesi avanti. Ero a casa sua un giorno e mi ha telefonato un altro avvocato con chi noi partecipavamo in casa in aste, diciamo. Sì. Casa in aste. E io ho sentito la telefonata e questo avvocato bresciano con chi avevo io la causa mi stava seguendo. Appena ho terminato la telefonata con un altro avvocato mi ha detto saresti interessato per partecipare alla casa in asta? Ho detto sì. E quale casa? Ho detto questo e mi ha detto se vuoi partecipare posso partecipare anche per voi.
però ci voleva il PEC nel Sì, 2023. quindi stringa, quindi? Ecco, lui mi ha detto se no non avevamo noi PEC per partecipare alla casa in asta. Lui ha detto Sì. uso il mio PEC per partecipare alla casa in asta. Sì. E lui mi ha detto tu girami questi soldi al mio conto corrente, dopo io giro al tribunale. Sì. Io ce li ho anche la ricevuta del pagamento, la ricevuta del bonifico. Pagamento tracciabile, anche Sì. meno male che ho messo anche il causale, ecco. del numero di lotto tribunale di Brescia, tutto. Però questi soldi non sono mai arrivati a tribunale di ma gli Brescia. avrà scritto, no, dopo a questa persona che li ha trattenuti? Non gli ha più provato a contattarlo? Non gli ha detto? Ho provato tante maniere in modo corretto, anche però è sparito. dopo lui non vuole dare mai niente. Alla fine mi sono accorto con Tribunale di Brescia, quando mi hanno chiesto tu riesci a mandarlo tramite mail la ricevuta del pagamento. Mi hanno confermato che questi soldi non sono mai arrivati. stati versati. C'è chiaro, Abdul, c'è chiaro. Adesso le rispondo, ovviamente in sintesi, e poi nel caso ci ricontatta. Grazie, Abdul. Allora, chiaramente Max, dopo lascio la mail nel sì, caso. certo, anzi, no, ma io gli avevo già scritto perché avevo lasciato la mail a questo signore che ci aveva già contattato su WhatsApp, quindi la mail gliel'ho già lasciata, ma poi la diciamo anche a tutti. So una piccola cosa, evidentemente questi sono configurati dei profili di truffa da quello che ci ha raccontato, sì. è chiaro, è pacifico, una doppia truffa. La prima, poverino, gli hanno addirittura sottratto 9.000 euro e quindi evidentemente ha avuto una truffa a tutti gli effetti e non è stato capace di recuperare, non è stata recuperata la somma. Quindi bisognerebbe vedere le carte della querela, in questo caso eventualmente sollecitare una riapertura delle indagini qualora ci siano tutti questa stupida. Poi la seconda truffa riguarda la somma consegnata diciamo così a una persona di fiducia, non so se sia stato un avvocato o chi per esso, non si è capito se è un avvocato chi è, che doveva consegnare per suo tramite al tribunale per partecipare all'asta. Non è stata consegnata e spero che sia una somma indebitamente trattenuta. In questo caso bisogna agire giudizialmente, quindi se lei vorrà ci scriverà e se vorrà darci mandato potremo tentare di noi esatto, possiamo assisterla anche in questo, e abbiamo anche chi poi ma noi abbiamo nel team anche penalisti specifici, ma se sono queste cose riusciamo a gestirle allora, anche noi. Studio legale, se volete segnarvela, chi è ora in ascolto, in macchina studio legale @direttissimo.com. Studio legale @direttissimo.com. Pausa perché la regista ci chiede pausa. Tra poco. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Eccoci, bentrovati, piccola pausa. E tra questo secondo me siamo anche molto validi, perché a volte sentendo la radio ci sono delle pause e con te facciamo solo una pausa in un'ora, mi sembra che sia più che corretto.
A volte, Sì, esatto, a nel volte nostro sentendo la radio, caso. critichiamo un po' gli altri colleghi, no, a parte tutto, però troppe pubblicità non è che aiutano tanto l'ascoltatore. No, Noi ne facciamo appena una, quindi dai, vero. siamo bravi. Cioè, se stavi concludendo tu qualcosa, forse ti avevo interrotto. Prima che chiamasse, oddio, sai che non mi... No, dicevamo Della sempre cosa poi previdenziale che ti avevo un po' interrotto, vabbè, che diciamo che i tempi sono veloci comunque. I tempi sono veloci, questo strumento comunque del ricorso amministrativo noi lo usiamo molto perché ti dà la possibilità di comunque intervenire cercando di aprire un dialogo con loro senza dover subito ricorrere al giudice, cioè secondo me è fondamentale, ecco. Certo. Poi oltretutto è una condizione di procedibilità, però anche in quel caso io eviterei il fai da te, perché comunque il fai da te, attenzione, deve essere fatto bene, se no poi nel momento in cui non vi rispondono o magari non considerano valido, perché poi c'è anche il discorso dell'ammissibilità, a volte è dichiarato inammissibile perché è stato inviato male, cioè, ma sono procedure da non sottovalutare, no? Che solo secondo me un avvocato che le fa tutti i giorni può saperle. Quindi noi vi diamo questo consiglio. Un altro consiglio che io nella previdenza spingo sempre e forse da quando sono nata vi racconto ci ormai, racconti. praticamente è quello per chi, guarda, perché sono reduce di un appuntamento a Torino che ho fatto online, dove praticamente questo signore, in realtà poco più grande di noi, quindi non per niente diciamo in età di pensione, però ha voluto lo stesso portarsi avanti perché lui ha tantissima contribuzione. Ricordiamo che la contribuzione può essere anche estera. Lui ha lavorato anche all'estero, eccetera. E cosa succede? Che lui è di Torino, è voluto andare nello studio di Torino, ricordiamo che noi abbiamo anche una sede a Torino. Lui praticamente si è portato avanti, voleva sapere se poteva fare la ricongiunzione prima del tempo. In realtà la sua pensione è lontana perché ha 56 anni, ma io dico che ha fatto bene perché, ricordiamolo, prevenire e prepararsi prima la propria strada pensionistica è assolutamente, come tu ben sai, è assolutamente Abbiamo dei clienti anche qualcosa di preparatissimi, valore. cioè ieri ne abbiamo assistiti 2 tra uomini, 2 coniugi. Assolutamente. Devo dire E poi bravissimi. ricordiamo che abbiamo il nostro consulente che appunto effettua questo tipo di verifiche, report, con report scritti, quindi poi vi rimane anche qualcosa di scritto dove, che ovviamente con la nostra supervisione, si può anche magari spesso vengono fuori anche delle strade, delle diverse scelte, no? Che fanno anche i diversi scenari anche da bravissimo, quelli uno scenario diverso che fa cambiare anche magari, non dico cambiare vita, ma cambiare anche idea sul futuro lavorativo della persona. Quindi fate fare prima queste verifiche, non arrivate, anche perché ricordiamolo, purtroppo una volta che la pensione viene liquidata con proprio il provvedimento di liquidazione col TE08, poi non si può più, dal punto di vista del regime contributivo, non può essere più modificato, questo ve lo dico. Non si può più fare nulla, ma è normale, perché sennò si aprirebbero tutte le posizioni, quindi bisogna essere molto bravi, arrivare pronti al momento che te la liquidano, perché se non la contesti lì, poi di fatto diventa un'impresa pressoché ardua. Poi ecco, mi piace ricordare il grosso tema degli indebiti. Ultimamente capita che magari persone, come sempre, vengano per un motivo, poi in realtà fanno vedere tra i loro documenti che c'è anche un indebito, come li chiamiamo noi, si chiamano così, cioè debiti che in realtà l'INPS sostiene voi abbiate nei suoi confronti, richieste di restituzione di soldi anche molto elevati, importi anche molto elevati. Che poi tra elevati. l'altro si chiamano indebiti perché è strano, perché non ha nessun, cioè negli altri atti si chiamano avvisi di accertamento, invece l'INPS li chiama avvisi di addebito, indebiti, riliquidazioni, tutti i nomi particolari che tutti i nomi particolari dove tu, come tu sai bene, non hanno neanche, non spiegano neanche bene la motivazione del perché è stato dato, diciamo, è stato appunto erogato questo debito. In violazione della legge, perché è la legge che lo prevede, non è che lo prevediamo noi, cioè, diciamolo, perché sennò sembra che siamo noi che pretendiamo che... No, beh, è chiaro. Diciamo che però anche in questo caso, sia per decifrare questo tipo di comunicazione dell'INPS, sia per opporsi, ci sono dei termini, quindi è sempre bene non arrivare all'ultimo. Io parlo ovviamente ai privati, ma parlo anche all'azienda. Abbiamo visto anche dei casi di
persone che avevano delle attività e si sono ritrovati poi negli anni vari debiti, vuoi dell'INPS, vuoi dell'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda l'INPS, anche in questo caso è bene subito agire, Certo. ancora prima, diciamo, di una possibile chiusura della società o insomma della vostra posizione. Avete un tempo non troppo ampio per agire, quindi subito recatevi dal Legale, professionista consulente, di esatto. fiducia, e anche in questo caso se ci sono gli estremi, come spesso chiaramente ci sono, si farà poi un ricorso amministrativo o un'istanza in autotutela a seconda poi del caso, variano molto da caso a caso. Un tema a parte invece è quello dell'invalidità. Stiamo facendo proprio una carrellata, Giusto, diciamo, beh, son quelle cose che delle più problematiche frequentemente arrivano. Ecco, l'invalidità è un altro tema che non basterebbero giornate intere, perché in realtà io parlo di invalidità, poi sotto il cappello assistenziale abbiamo tantissime forme. C'è l'inabilità, c'è l'invalidità che non sempre è al 100%, perché poi dipende anche dalla patologia che avete. Qualcuno ce l'ha definitiva, qualcuno invece non è revisionabile. Ad alcuni attribuiscono l'assegno sociale, l'assegno, scusate, di invalidità, ad altri invece non viene dato nonostante i diritti. Anche in questo caso abbiamo degli strumenti, in questo caso abbiamo un vero e proprio ricorso anche che si può fare, che è un accertamento tecnico preventivo, si chiama così proprio, come proprio nell'ambito civilistico c'è anche nell'ambito previdenziale, che si può fare per qualora non siate appunto d'accordo con la decisione della commissione INPS, Certo. che non vi ha, per dire, non Erogato. vi ha erogato tutta l'invalidità che vi spetta. Secondo voi c'è un'invalidità, come dire, maggiore. Chiaro che noi e voi non siamo medici, quindi poi c'è bisogno anche di avere un confronto col nostro medico legale, che salutiamo, È vero. il nostro dottor Restivo. Ma avevamo chiesto di intervenire, Celeste, cosa dice il dottore? No, esatto, dobbiamo di Bisogna chiedere, nuovo... vorrei portarlo il dottor Restivo qua da noi, insomma. Sarebbe bello. Esatto, per tutti i casi di invalidità, eccetera, lui può meglio di noi specificarvi dalla parte, diciamo, del medico, Esatto. che cosa può, quando è il caso di fare domanda, quando non è il caso. Quando è il caso di fare la perizia, soprattutto, perché lui è talmente onesto, come giustamente è un grande medico, che giustamente ci fa capire se ci sono gli estremi o no per andare avanti, giusto? Esatto. Infatti noi ci avvaliamo di lui come del resto degli altri consulenti, perché appunto il lavoro di un avvocato non è mai un lavoro singolo, ma di solito ci serviamo appunto di questi figure colleghi, di queste persone. Come Esatto, quando Celeste abbiamo fatto anche ipotesi di danno, no? Anche da bravo, stress lui serve lavorativo. molto anche per, bravissimo, Ma anche per da altri stress abbiamo casi, anche psicologi, ovviamente, abbiamo anche ovviamente il dottore poi ci Esatto, manda bravo. per esempio su aspetti che hanno riguardato, per esempio una volta aspetti neurologici. Abbiamo assistito una persona dove il dottore ci ha identificato doppia la veste. Prima bisogna andare dallo specialista. Lo specialista di neurologia farà una sorta, non perizia, ma farà una sorta di suo parere o comunque di certificazione, che poi andrà trasmessa al medico legale, che sulla base di quello potrà valutare se ci sono dei punti di È invalidità oppure no. fondamentale. Quindi è doppia l'intervento del medico a volte, cioè il medico specializzato e il medico legale dopo, come specialmente nelle richieste di risarcimento danni, certo, come tu sai, o di responsabilità medica, cioè comunque le perizie, non ci si può presentare in giudizio bisogna essere molto forti, avere dei professionisti che siano ovviamente anche la chiave, avere anche dei professionisti molto cautelativi che ti indicano evidentemente se tu puoi prendere un abbaglio. Magari io vedo che c'è la possibilità di fare una causa, magari non sono un medico, però lui mi dice: avvocato, guarda che c'è questo rischio, no? Ci è capitato, no? Guardate che io la faccio la perizia, ma più di un punto non si riesce a prendere. Quindi no, è chiaro che vale poi, la pena esatto. poi, vale la pena fare una causa se costa 10.000 euro, se posso prendere 5, non la fai evidentemente. Quindi, ma infatti la valutazione di un avvocato unitamente alla nostra, diciamo, scusami, a quella di un medico, serve proprio a quello. Giusto. Cioè per far sì che appunto le due competenze insieme riescono a dare un parere, a fornire un parere che poi ti permette di scegliere se agire, non agire, specialmente quando si tratta, ma vale... Massimo, tu l'hai visto anche nel campo condominiale, cioè vale anche in tutti i campi, anche nel campo condominiale, cioè le perizie, se ci sono dei danni, valgono, cioè sono fondamentali, non si può lavorare
senza. Quindi ringraziamo assolutamente i nostri collaboratori, chiamiamoli così, fondamentali, che sono colleghi, quindi, quasi colleghi. Anche nell'ambito della previdenza, appunto, di cui stiamo parlando, l'invalidità è un tema molto delicato. Diciamo che noi sappiamo come agire qualora ve la tolgano, ve la revocano senza un motivo, o qualora nel verbale vediamo che effettivamente era definitivo il 100%, possiamo agire appunto attraverso, come vi dicevo, questo strumento che è un ricorso vero e Però proprio. giustamente, Celeste, anche scusa se ti interrompo, anche sul tema dell'invalidità siamo costretti a interagire col medico, poi esatto, nella fase poi successiva assolutamente consigliamo una visita, e se appunto volete noi possiamo mandarvi dal nostro. Però appunto non sempre, poi non è detto che si vada in causa, anche lì ci sono poi dei casi in cui conviene fare un aggravamento e quindi magari un'altra domanda, però anche in quel caso è fondamentale la parte di valutazione. Cioè vorrei far capire ai nostri radioascoltatori che in effetti spesso si vuole anche, come dire, andare dall'avvocato e risolvere tutto subito. In realtà la valutazione preliminare che noi facciamo in appuntamento o poco dopo con i documenti alla mano è fondamentale, perché vi permette di avere ci permette, e quindi di dirlo a voi, una visione che magari avete trascurato. Sì, cioè magari se venite convinti di poter far ricorso piuttosto che di ma in realtà poi è tutt'altro, capite? Certo. Cioè in realtà poi mancano proprio quindi è già quella è una forma di consulenza, anzi è una consulenza, quella dell'appuntamento. Quindi insomma trovo fondamentale queste valutazioni, questi pareri iniziali, quindi affidateli sempre a una persona esperta. Invece faccio a te una domanda, Anche visto che parliamo di enti pubblici. Noi diciamo sempre, ok, questo vale per l'INPS, per gli enti previdenziali, diciamo, generali, quindi le casse private, che noi diciamo sempre lavorano un po' meglio perché sono meno iscritti, però abbiamo avuto chiaramente anche contenziosi con loro. No, invece per quanto riguarda, tu mi dici sempre, l'Agenzia delle Entrate e gli enti che riguardano sono fresco da una fiscale, sono fresco da una trattativa da un No, contenzioso ti volevo parlare della commissione tributaria, volevo che mi dicessi brava. qualcosa. Sì. Infatti ti stavo dicendo che ho proprio depositato in questi giorni, anzi già già a settembre, scusa, un ricorso in commissione tributaria per una nostra cliente che ha avuto un accertamento sul reddito. Lei faceva un'attività legata a una tabaccheria, bar, ristorazione, quant'altro. E praticamente abbiamo depositato un ricorso perché l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il suo reddito omettendo dei costi. C'è un principio secondo il quale l'Agenzia delle Entrate può ricostruire il reddito di ciascuno di noi sulla base di elementi induttivi, ovvero come magari vede che la signora Alfa fa una dichiarazione con un reddito di 1.000, però vedono con gli strumenti legati alla tracciabilità che la signora va in vacanza alle Maldive una volta ogni anno e spende 15-20 mila euro. Quindi da questi elementi l'Agenzia delle Entrate può induttivamente ricostruire un eventuale reddito. Dice, ma come fa la signora a spendere questa cifra se guadagna euro tot? Allora va a ricostruire il reddito e lo rielabora, e a quel punto esce l'avviso, lo sto sintetizzando. In questo caso aveva fatto questa analisi ma l'aveva sbagliata secondo noi, tant'è che l'abbiamo impugnato e l'Agenzia delle Entrate in corso di giudizio abbiamo già avuto la sospensiva dell'atto, perché in commissione tributaria si può chiedere la sospensione dell'atto prima della trattazione. L'Agenzia delle Entrate ci ha contattato proprio una settimana fa e ha chiesto una conciliazione, cioè si è resa conto, leggendo il ricorso, che evidentemente tutte queste ragioni non ce le aveva. Ma abbiamo dovuto fare ricorso, Celeste, perché se non avessimo fatto ricorso, non avessimo scritto 30 pagine, non avessi sudato le pene Quindi ancora una volta l'intervento dell'avvocato è stato fondamentale. Pensa che da euro 70-80 mila di pretesa è scesa a 4.000 euro. Ma tentiamo di chiudere a zero. La mia funzionaria mi ha proposto la conciliazione, ma verrà declinata, perché l'obiettivo è quello di non fare spendere un euro al contribuente. Quindi capite bene, signori, che da 70-80 mila, capite che uno è venuto da noi dicendo anche lei, vendo tutto, aiuto, non ce la faccio pagare. Aspetti un attimo. Sì, era molto... Aspetti un attimo. No, ma è normale, Cele, perché capisci che insomma, sono certo, botte. Noi ne abbiamo viste purtroppo di persone in difficoltà, chiaro, perché quando ti arrivano questi...
Però ecco, il messaggio che vogliamo proprio lanciare, ma Eh. questo vale sia per l'INPS che per l'agenzia, cioè quando vi arrivano comunque degli avvisi, che siano dell'INPS, che siano dell'agenzia, anche alti di importo anche di elevatissimo. importi elevati, non scoraggiatevi subito, Brava, chiedete, bravissimo. rivolgendovi a un avvocato, chiedete una valutazione, cioè non fate mosse tipo spostare i soldi prima ancora di chiedere una valutazione, Brava, cioè prima fondamentale questo, è quello che fondamentale, dicevo, esatto. fondamentale. Fate fare la valutazione, chi più di un avvocato esperto può dirvi appunto cosa fare, Certo. il tempo c'è, però ecco, è importante che vi rivolgiate subito quando Ma anche ricevete, perché perché anche lì ci Celeste, sono dei tempi di giustamente il tempo c'è, ma giustamente bisogna opporsi, perché poi, dei voglio tempi di dire, opposizione, non esatto. bisogna correre il rischio di subire un'azione esecutiva, capite? Perché quindi, cioè non è che se Esatto. noi dobbiamo 70 e siamo sicuri di non volerli, ma se non facciamo niente quelli li vanno a prendere, cioè nel senso non è che Assolutamente, aspettano che assolutamente. noi, cioè voglio dire, quindi è importante essere tempestivi e soprattutto, ripeto, giocarsi tutte le carte, perché, le Però car anche lì non fate il fai da te, perché veramente noi a volte lo so, vediamo lo so. delle cioè mi spiace dirlo, però non è che se pensate di fare il fai da te è meglio perché riuscite a cavarvela senza spender soldi, cioè purtroppo il rischio è che poi facciate peggio, ma Certo. perché è ovvio, se non siete del mestiere non avete in mano la percezione di quello che può essere meglio, no, come diceva l'avvocato Certo. Leonardi, se magari è meglio andare fino in fondo e chiedere proprio a azzerare oppure trattare. Cioè anche in quel caso ci sono le persone addette, gli avvocati, che si occupano appunto di questo tipo di Di attività. attività, assolutamente. Quindi Quindi niente, volevo anche, Celeste, parlare, dimmi. sempre legato all'INPS, ovviamente di quello che possono essere i tempi, no, perché abbiam parlato prima che son più veloci, però mi piacerebbe Certo. anche renderci conto e dare dei tempi concreti. Esempio, parliamo di cose concrete, vi diamo i numeri di quelle che sono le statistiche nostre più o meno di contenzioso previdenziale. Sono Certo. all'incirca di 4, 5, 6 mesi, molto veloci, può arrivare a 1 anno al massimo. Quindi capite bene che, tranne in un caso dove c'è stato il cambio del giudice, ma quello è un evento straordinario, il Tribunale di Monza Vabbè, quelli fu un sì, sono evento dei straordinario, casi, ma su perché il Milano giudice era andato in pensione. però in generale su Milano è veloce, pensate, comunque sono tempi Sì, buoni anche a questi. Torino, Quindi certo. questo è invece abbiamo detto la pubblica amministrazione non funziona, invece in questi casi la giustizia a livello di Tribunale del Lavoro sto Ah parlando no, certo, come bravo. celerità Diamo anche funziona. degli esempi E diamo positivi, degli sì, esempi sì. positivi e questi ci sono, per esempio dei collegamenti audio-video che fanno con le udienze, che ci permettono tutte le volte di non andare lì, a parte che io sono a 2 metri, potrei andare in ciabatte, tra virgolette, perché sono Certo, però immaginiamo a chi è lontano, che non può, insomma il collegamento, l'udienza si fa anche da remoto, no, a volte, cosa che invece in altre, ovviamente in fase civile non è assolutamente no, devi andare là a fare udienze inutili, a volte dei semplici rinvii che ti costringono a perdere del tempo inutile. Vero. E questo va detto. Diciamo che dopo dal Covid in poi una cosa positiva Sì. è che sicuramente c'è stata questa utilizzo appunto Sì. dell'online, dei collegamenti che noi utilizziamo peraltro anche per Quotidianamente. appunto gli appuntamenti, Brava. per cui anche chi non è di Milano, non è di Torino, può tranquillamente rivolgersi a noi. Noi comunque facciamo appuntamenti un po' in tutta Italia, persino all'estero, quindi voglio dire Però non ci Celeste, facciamo più quello che a me problemi. piace molto, anche una cosa che mi è venuta in mente che voglio dire, quello che a me piace molto del rito del lavoro e soprattutto della previdenza, che il procedimento è snello. A me piace tantissimo questa cosa. Assolutamente vero. Cioè l'ambito Sì. civile, scusate, ma allora adesso fatemi dire perché a sto Sì, punto, è lo devo lungo dire, lo devo dire. La riforma Cartabia, mi spiace per la professoressa Cartabia, ma che doveva semplificare, doveva accorciare, ma cosa ha accorciato? Nulla. No, Perché no, le non ha accorciato memorie un bel sono nulla. devastanti, le 3 memorie da depositare, ma basta. Vogliamo fare un procedimento concentrato? L'atto introduttivo è l'atto in cui tu, come succede nel diritto del lavoro, per questo che mi piace molto, introduci già tutte le eccezioni, le prove, i testi. Ma perché aspettare poi? Ma scusate, ma qua dobbiamo ridurre i tempi della giustizia. La Commissione europea, il PNR, non ci dà i soldi se non riduciamo i tempi. E come fare a ridurli, oltre a mettere più giudici? Ma non basta, è rendere più snello un procedimento. È questo che voglio dire. Non so se sei d'accordo, Cele. Sì, son d'accordissimo. Cioè il rito del lavoro, si Questa fa è una cosa ricorso, la controparte deposita la memoria, cioè il giudice decide i mezzi istruttori, se accettarli oppure no, e poi si tratta, c'è l'udienza di trattazione, fine della questione.
Cioè, le memorie? Ma basta con 'ste memorie, cosa servono poi? È già Diciamo che noi, che abbiamo visto anche il pre-Covid, eccetera, noi abbiamo visto qualche annetto ce l'abbiamo, Sì, non esatto, troppi, no, e beh, abbiamo visto anche esperienza la c'è. fase quando ho iniziato a lavorare io, mi ricordo era tutto cartaceo, anche le notifiche, ed era veramente uno strazio, era molto lunga la cosa, la questione, perché bisognava andare anche dagli ufficiali giudiziari a adesso per fortuna è sempre più utilizzato appunto lo strumento dell'online, quindi anche per dire dei clienti possono tranquillamente partecipare anche online, Certo. da casa propria. E sono d'accordo con te, è Insomma, un tassello alleggeriamo fondamentale. il ministro Nordio, ci sta ascoltando, grande ministro Nordio, che io stimo tantissimo, lo reputo uno dei più grandi ministri che la Repubblica Italiana abbia mai fornito. Davvero potrebbe ancora forzarlo questo aspetto, sono sicuro che lo farà perché è stato un magistrato e quindi io dico sempre che, Nordio rispetto agli altri ha messo le mani in pasta in quelle che sono stati i problemi della giustizia, quindi son sicuro che metterà mano ancora lì, perché lì c'è margine, c'è molto margine, noi lo vediamo Celeste, certe udienze in ambito civile sono troppo Certo. allungati, i procedimenti sono troppo allungati, ci sono rinvii di mesi, che sono, a mio modo di vedere, ingiustificati, nel senso si potrebbe benissimo trovare un procedimento più accorciato che consentirebbe, oltre al rito Sì, cautelare, sì, ma sì, quelle sono no, altre cose. non Il rito ordinario è ancora sono troppo complesso, d'accordo. questo è quello che mi viene da dire. Sì, noi ovviamente, vabbè, seguiamo anche i riti ordinari, a volte, dipende dalla materia ovviamente, Certo. però ricordiamo un'ultima cosa che e questa è una bella notizia, che noi abbiamo utilizzato, perché si può utilizzare il procedimento cautelare. Esatto, Certo, esa se ci sono dei ovviamente, devono presupposti esserci dei ben requisiti circoscritti, specifici esatto, però, ricordiamo anche che, è un ottimo strumento anche nella previdenza il rito cautelare, perché tutela assolutamente la persona da possibili ulteriori danni dovuti alla lungaggini appunto dei ma processi. certo, Quando si può la utilizziamo, vero Max? assolutamente sì, e va Insomma, come vedete noi analizzata. gli Per strumenti esempio, ce li abbiamo. recentemente stavamo partendo con un cautelare che sembrava perfetto, dopodiché facciamo le solite domande classiche, ovvero la verifica sul periculum in mora e Esatto. diciamo verifichiamo che invece non si poteva fare, perché il periculum in mora non si poteva fare, cioè non era verificato e quindi automaticamente abbiamo cambiato in corso il rito, abbiamo fatto un rito ordinario. Vedete come si può, ovviamente con una grande analisi Sì, e con precedente. una grande analisi e con un'assistenza legale si può certo anche cambiare, avere il tempo E il di tempo di chiaro valutarlo che con grande attenzione, perché comunque sono esatto. scelte poi che inficiano poi la causa, quindi incardinare subito il Ah, certo. procedimento esattamente, potrebbe essere decisivo poi, no, perché viceversa in altri casi Assolutamente. abbiamo scelto, magari rischiando un pochettino, perché un po' bisogna Mh-mh. rischiare, di instaurare un cautelare e abbiamo portato a casa un risultato che viceversa non avremmo ottenuto Certo, è per quello che ti dico, la valutazione iniziale è fondamentale. Certo. Noi la facciamo sempre imprescindibile, con documenti alla mano. Sì. Quando un cliente mi dice: "Avvocato, mi manda le mail", o la nostra segretaria e dice: "Vorrei subito già fare ricorso", lo stoppiamo perché prima Certo, partono bisogna in ovviamente quarta. avere Brava. un quadro d'insieme, ma non perché è normale, così si va per gradi, ecco. Partono in Io quarta. rilascio di nuovo anche la Sì, nostra sì, mail per chi lascia Cele. volesse: Vai. studiolegale@dirittissimo.com, o potete, se volete, anche chiamare la regia perché sono sempre così gentili, ci possono passare Sempre. poi i numeri. Però cercate un E niente. messaggio, cercate di non, tenere al telefono troppo la Natalia, perché mi dicono che riversate su di lei le problematiche legali, insomma che sia una richiesta veloce, lasciate il Lei contatto e lasciate potrà chiamare. dare la nostra mail Non è che tranquillamente, ragazzi, abbiate ecco. pazienza, cioè i legali siamo giustamente noi, non dovete troppo esagerare Sì, con le beh, richieste. certo. Le fate a noi, avete tutti gli strumenti per collegarvi in diretta, mandarci messaggi, mail, Potete rivedere la più di così puntata cosa anche dobbiamo fare? tramite il sito, tramite Facebook, questo lo diciamo sempre. Ci sono ormai, a proposito di strumenti moderni, anche noi Sì, brava, abbiamo tutti esatto. gli strumenti, anche rivedere spezzoni sui nostri social, Social, cioè voglio esatto. dire I social sono, Studio Legale Direttissimo e Massimo Leonardi. Cercate, avete anche degli stralci delle puntate, facciamo qualche pillola sempre anche giuridica, no, dove facciamo dei post anche di alcune sentenze ogni esatto. giorno.
ogni giorno. Non ci sono scuse, Max. Non ci sono scuse, oggi sei bella contenta che hanno chiamato, così tutta la settimana io sono salvo e non mi dice: "No, non ha chiamato nessuno, non ha chiamato nessuno". No, Hanno vabbè, chiamato. l'intento è quello che possano chiamare, sai, io faccio questa trasmissione ormai Beh, brava, è quest'anno è il vero. 10° anno. Brava, è vero. E devo dir la verità che all'inizio, anche quando lavoravo per Aspes, quando lavoravamo per questa associazione appunto molto vicina alla Radio Libertà, eccetera, devo dire che erano tantissime le chiamate, ma perché appunto erano anche tempi Sì, magari un molto po' diversi, sai. caldi, c'era il Brava, c'erano brava. Renzi, eccetera, però Brava. secondo me erano meno timidi anche. Sì. Siete diventati più Ma no, timidi. ma noi No, li sappiate li che facciamo rendere inibiti, diciamo, no, li facciamo reagire, no, li facciamo disinibiti. li facciamo rendere più, Esatto. voglio dire, tranquilli, no, nel farci richieste, come è Poi successo comunque, all'amico. se continuerete a seguirci, finché, ci saremo, avremo sicuramente anche altre sorprese. Come abbiamo iniziato un inizio d'anno, sicuramente molto, lo Sicuramente ricordiamo valuteremo sempre, l'intervento molto della interessante. Valuteremo sì, l'intervento del dottore, sì, sicuramente anche il notaio, altro intervento utilissimo, il nostro sicuramente. caro Giuseppe Che Malta ci salutiamo. farà compagnia, esatto, che salutiamo, e poi tante altre novità. Quindi Giovedì prossimo ci continuate a saremo ancora, seguirci. vediamo e ci organizzeremo poi sugli argomenti, ma un'altra cosa che vogliamo sfidarvi è scriveteci se volete un argomento di cui possiamo lanciare questo sondaggio. Se E qualcuno ha capiremo poi, brava, esatto, se decidere dici, ma se voi avete qualche come e se esatto, affrontarlo, se voi avete volentieri. qualche idea scrivetecelo su WhatsApp e vorrei affrontare il tema e noi sicuramente lo tratteremo per magari un cenno, poi O vedremo se noi o chi con per l'aiuto di chi lo fa, insomma esatto. vediamo. Quindi siamo Perfetto, arrivati bella alla idea, grazie conclusione. Massimo, Grazie a io te vi dell'intervento. saluto Buona serata, Ceste, grazie e del collegamento. Ci aggiorniamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti e buon weekend, buona buon serata a venerdì, sabato, tutti, buon domenica. Ciao, weekend. ciao, ciao. Ave